Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Marin Sverko, per prima cosa, il Venezia ha iniziato bene questo campionato, a parte 2 sconfitte che comunque ci possono stare nell'andamento appunto di una stagione sportiva. Per il resto è presto per far bilancio, ma tu come vedi il Venezia di quest'anno? La stagione è iniziata nel miglior modo, naturalmente cerchiamo di recuperare più punti possibile, conquistare più punti possibile, poi vedremo alla fine della stagione in che punto della classifica saremo. Per quanto riguarda te, tu sei un mancino naturale e ti piace giocare appunto verso la destra, la sinistra del campo, pardon. Ecco, ma al netto di questo, tu sei un giocatore duttile, riesci a calarti nella parte man mano che ti chiede il mister? Sì, mi trovo bene a giocare nella parte sinistra del campo, indipendentemente dal fatto che sia da laterale o da centrale, anzi questa cosa ci dà più opzioni di gioco, quindi assolutamente una cosa positiva. Io sono a disposizione del mister, indipendentemente da dove mi far giocare, per me va bene. A proposito del mister, che cosa pensi di mister Vanoli, un allenatore che si sa è molto esigente e che, come comunque ha lui stesso sottolineato più volte nel corso dell'anno, è molto severo, ma lo fa per cercare di tirare fuori il meglio da tutti voi? Mi piace molto mister Vanoli perché è un allenatore che cerca di tirare fuori il meglio da ogni giocatore, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista mentale, quindi lui si trova molto bene con il mister. Per quanto riguarda invece i compagni, come valuti il Venezia Football Club di questa stagione sportiva? Sia un gruppo veramente straordinario, mi trovo molto bene, il carattere di questo gruppo emerge ogni giorno e grazie a questo carattere possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Qual è il tuo giocatore preferito, qualcuno a cui ti piacerebbe assomigliare nel tuo ruolo, ma non solo? Perché no? Guardo le partite, naturalmente cerco specialmente anche in Champions League eccetera, cerco di apprendere il più possibile dai top player che giocano nella mia posizione, quindi laterale sinistra, centrale sinistra, cerco anche di leggere le situazioni come le leggono loro, anticipare i loro movimenti, perché è quello che vedo fare dai grandi campioni, poi cerco di riprodurlo in campo. Ci sembri molto ambizioso, come giusto che sia del resto. Ti chiedo un'ultima cosa. La nazionale, che tu sai che molti tuoi compagni di squadra sono in nazionale, ci punti anche tu? Sì, naturalmente giocare in nazionale è sicuramente un grande sogno per me. Ho già giocato nelle giovanili, ho fatto anche diversi tornei importanti nelle giovanili, anche una Coppa del Mondo, quindi sicuramente è un sogno, un obiettivo per me è tornare a indossare la maglia della nazionale croata.